è indubbio che la realtà liturgica sarà molto diversa, perché viene ridotto il numero delle messe, è ridottissimo il numero dei fedeli che possono accedere alla basilica, e quindi bisognerà studiare qualche modalità per rendere fruibile le celebrazioni e la possibilità a tutti di partecipare a questa festa. Sarà un 13 giugno diverso, come era facile immaginare visto il periodo emergenziale dovuto all'epidemia. Non ci sarà la consueta e amatissima processione tra le vie della città, verrà ridotto il numero delle messe e saranno contingentati gli accessi in basilica. Sarà sicuramente possibile però andare a portare la propria devozione alla tomba di Sant'Antonio. Già i percorsi sono comunque differenziati in basilica, per cui è possibile arrivare alla tomba del santo in un percorso diverso rispetto a quello delle celebrazioni liturgiche, il che permette a tutti, comunque, anche se non si può partecipare alla messa, almeno di poter andare a fare il gesto di devozione e di preghiera alla tomba del santo. Questo sarà sempre possibile per tutti. Le nostre emittenti, in questo momento, in cui i portoni delle chiese sono chiusi ai fedeli, hanno garantito la possibilità di assistere alle celebrazioni e continueranno a farlo. Le condizioni sono di fondo quelle che ormai conosciamo per accedere a tanti luoghi, quindi bisognerà mantenere il distanziamento, si troverà all'ingresso il detergente, la mucchina, eccetera, insomma, che serve per l'igienizzazione delle mani. Ci saranno dei custodi che guarderanno in qualche modo, vigileranno perché sia tutto secondo le prescrizioni. Finita ogni messa ci sarà l'igienizzazione del luogo dove sono stati i fedeli. Insomma, il tutto è piuttosto complesso, però siamo preparati.